I monopattini ormai sono ovunque, ma quali regole devono rispettare? Con l'aumento della mobilità urbana, i monopattini elettrici sono diventati un mezzo di trasporto sempre più popolare. Ma quali sono le principali regole da seguire nel loro utilizzo? In Italia, i monopattini e i loro conducenti devono rispettare il codice della strada. Ad esempio, devono circolare su piste ciclabili o, in assenza, sulla carreggiata, non sul marciapiede. Devono rispettare e non superare il limite di velocità consentito di 20 km/h e di 6 km/h nelle aree pedonali. Non possono trasportare passeggeri, devono prevedere l'uso libero delle braccia e delle mani e il manubrio va tenuto sempre con entrambe le mani. Per questo è vietato l'uso del cellulare ed è consigliato di evitare gli auricolari durante la guida. Non possono assolutamente circolare contromano. Indossare il casco è raccomandato per tutti, ma è obbligatorio solo per i minori. Seguici sui social media.